Parleremo anche di Chiesa eventualmente, intanto parliamo di questa partita che sapevamo essere molto importante. Che vigilia è stata e quanto è arrabbiato per non aver visto molto spesso la Juventus come stasera? Ma no, arrabbiato no, però sicuramente abbiamo lasciato troppi punti per strada per questo tipo di atteggiamento, che magari non siamo stati tanti incisivi, soprattutto in partite dove magari potevano essere abbordabili, invece l'abbiamo affrontato con un atteggiamento non come quello di stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quando ti sacrifichi in 11, che corri anche quando il compagno è fuori posizione per dare una mano, poi alla fine porti a casa i risultati, è quello che ci è mancato magari in altre partite. Decisivo il lavoro che hanno fatto sugli esterni, Chiesa da una parte, Quadrado in stile Barcellona un po' più alto, lo stesso Danilo da questa parte. Vedevamo insomma dalla panchina, lei chiedeva spesso, no, di girare la palla velocemente e trovare gli sbocchi della. L'aveva studiato in questo modo, erano questi Sì, movimenti da fare. avevamo provato questo tipo di atteggiamento, avendo due esterni sempre larghi, con Danilo un po' che andava a fare il centrocampista aggiunto in mezzo al campo per liberare più spazio poi in ampiezza con Chiesa e Quadrado. L'abbiamo fatto bene, mi dispiace solo che non abbiamo sfruttato tante volte la superiorità numerica nei contropiedi, perché quando hai queste occasioni devi riuscire a far gol. La sua vigilia invece com'è stata con tutto quello che si è detto? Ma no, sono abituato, ormai il ruolo dell'allenatore è questo, lo sapevo ancora prima di iniziare, quindi non mi trova impreparato. Normale che magari trovare positivi un giorno prima della partita, avere questi dubbi fino alla fine non è facile, però è dall'inizio della stagione che andiamo avanti questo passo, speriamo che finisca presto tutto. Marco. Ambro, tocca a te. No, Andre, è chiaro che tu hai fatto quello che facciamo noi adesso e quindi sai che molte volte a noi ci chiedono, cioè ci viene chiesto perché la Juventus è in questa posizione di classifica, quali sono i motivi per i quali abbiate perso così tanti punti o così tante occasioni per rimanere agganciati. Io non so, prima analizzando io ragionavo e dicevo magari il processo che hai iniziato te di cambiamento, di voler giocare in un certo modo, ti chiedo, può aver tolto più o meno consciamente alla squadra un po' di convinzione, di attenzione e quindi i punti lasciati per strada alcune partite possono essere derivate anche dallo sforzo mentale di pensare a qualcosa di nuovo che hai proposto? Ma può darsi, perché ho intrapreso questo percorso ad agosto cercando di inculcare nella testa un certo tipo di gioco. L'abbiamo fatto per una parte della stagione, poi per tante vicissitudini non abbiamo mai potuto avere la continuità di avere più o meno gli stessi giocatori, perché da una settimana all'altra c'era sempre un problema, abbiamo giocato sempre ogni 3 giorni fino a poco tempo fa, e quindi c'è stato anche poco tempo per poter lavorare. Quindi arrivavamo alle partite magari un po' scarichi, pensando che fosse tutto facile, soprattutto con squadre magari al di sotto della nostra classifica, invece sono quelle che ti portano poi a perdere punti. Quindi magari inconsciamente abbiamo cercato un po' di meno la concentrazione, sperando di risolvere le partite da singoli, però ormai come capita spesso non possiamo permetterci di mollare un attimo, perché il campionato è sempre insidioso, tutte le squadre sono preparate al massimo, soprattutto tatticamente, quindi diventano sempre più difficili. Ma tra tutte queste possibili spiegazioni del ritardo della Juve, quanto c'è dell'assenza di Dybala? Cioè nei suoi piani di inizio anno era un protagonista, un titolare della Juve, Paulo Dybala? Ma è normale, quando hai un giocatore come Dybala a disposizione cerchi di poterlo fare giocare più spesso possibile. Alla fine non l'abbiamo mai avuto, avrà fatto 6-7 partite dall'inizio, e quindi quando ti manca un giocatore così diventa difficile. Chi ha giocato ha fatto benissimo, però lui è un valore aggiunto per qualsiasi squadra e anche per la Juventus. Quindi lo convincerà a restare, resterete insieme insomma. Ma sì, lui c'ha ancora un anno di contratto, quindi è ancora lunga e speriamo di potercelo tenere. Stefano De Grandis? Ma questa è stata la tua prima stagione, quindi io credo che come prima stagione da professionista, come allenatore, qualche difficoltà era assolutamente preventivabile, però oggi avete vinto una partita secondo me molto delicata, in cui potevate perdere un qualcosa del vostro prestigio. Come valuti la tua stagione e c'è qualcosa che guardando indietro non rifaresti?
con l'esperienza che hai accumulato, che ti ha permesso comunque di fare delle scelte oggi, di vincere una partita delicata e di crescere in questa stagione? Ma no, ci sono tante cose che ho fatto sbagliate, ma le rifarei perché il primo anno da allenatore non è semplice, quindi ti butti a capofitto con le tue idee e cerchi di avere delle cose in testa da poter trasmettere alla squadra. È normale che a volte fai bene, a volte sbagli, però mi servono e mi serviranno per il futuro. Quest'anno sono successe tante cose, credo sia stato il campionato più complicato, ma non solo per me, ma per tutti, per tante ragioni, quindi mi servirà sicuramente per il futuro. Ho sbagliato come sbagliano tutti, però da questi sbagli poi posso trarre delle conclusioni che non potrò più ripetere in futuro. Ma finendo tra le prime 4 sarebbe una stagione sufficiente, positiva? Ma noi adesso l'obiettivo è quello, perché arrivare davanti diventa difficile, quindi siamo posti l'obiettivo di fare benissimo queste 10 partite, di vincere questo mini campionato di 10 gare e poi di prepararci per la finale di Coppa Italia. Matteo Marani? Le dispiace per il campionato, Pirlo? Le dispiace per il campionato o le dispiace più per la Champions? Qual è il rimpianto più grande che ha? Non vincere lo scudetto o non essere andato avanti in Champions? Se non arriverà lo scudetto visto la distanza. Ma tutti e due, perché quando giochi per la Juventus gli obiettivi non li scegli, li devi conquistare, quindi avevamo la possibilità di andare avanti in Champions perché avevamo un avversario che ci consentiva di poter continuare il nostro cammino. Purtroppo abbiamo mancato l'appuntamento e non l'abbiamo fatto nei migliori dei modi e quello è stato un brutto colpo. In più nelle settimane successive abbiamo perso in campionato col Napoli, con il Benevento, che quindi ci ha tolto un po' per la lotta dello scudetto. Però sicuramente sono state 2 delusioni grandi. La Champions, a cui tenevamo tantissimo, era una cosa che volevamo portare avanti perché era nelle nostre possibilità. Infatti vedere le partite ieri sera ci ha dato grande rabbia perché potevamo essere una di quelle.